Ed eccoci all'appuntamento del martedì sera, il sindaco risponde. Ricordo a ogni rientro della pubblicità che non siamo in diretta perché la puntata viene registrata nelle tarde ore del pomeriggio dalle 17 e quindi non potete telefonare, però potete mandare messaggi, noi ovviamente li trascriviamo e poi li leggiamo la puntata successiva al numero 345 33 41171 oppure potete mandare anche le email a ilsindacorisponde@gruppotv7.com e ovviamente tutte le lettere e i messaggi che voi manderete noi li proporremo al sindaco la puntata successiva, perché ripeto siamo in registrata e quindi non è in diretta come lo erano le puntate scorse. Detto questo, sindaco, torniamo a noi. Abbiamo parlato della Piani e le ho detto prima della pubblicità che ovviamente parlavamo del Calcio Padova, che anche ieri sera nelle trasmissioni c'è un interessamento da parte di un vicentino, da parte della famiglia Bolletto, si dice anche da un fondo misterioso, non so quale fondo sia, e si dice che comunque Goulian ha la seria intenzione di non tirar fuori più un euro per il Calcio Padova. Lei da sindaco conosce qualche particolarità in più, sa dirmi qualcosa in più? No, proprio no, non conosco informazioni ulteriori, non so nemmeno se siano vere queste. Io so che ho incontrato il Goulian assieme al presidente, la Bianchi, Alessandra Bianchi, 15-20 giorni fa. Non mi ha detto assolutamente nulla che ha intenzione di cedere il Padova. Io ho avuto un incontro con lui in cui ho precisato che da parte mia come sindaco c'è tutta la volontà di far sì di collaborare anche nel discorso del football del Padova futuro, per cui però questo non vuol dire che l'amministrazione comunale può fare favore, è un project financing, di conseguenza se il terreno viene dato al Calcio Padova in utilizzo dentro di superficie, deve fare gli opportuni investimenti che sono sanciti dalla legge Tuca, per cui ben venga se fa il Padovanello o qualsiasi altra cosa, perché è proprio un terreno 120.000 metri quadrati. No, perché voglio dire che finora è stata una bufala, perché continuiamo a dire che questo Padovanello i numeri, i dati e quello che stiamo vedendo ad oggi sono 4 anni che si vocifera di questo Padovanello e non si vede non un rendering ma neanche l'idea minima che venga costruito, quindi mi sembra che sia una cosa tanto campata per aria. No, sono venuti un anno e mezzo fa a presentarmi un progetto, però non è stato ancora validato per quanto riguarda, deve essere validato e certificato sia dall'interno che dall'esterno in base alle normative. Io sono contento se viene fatto, ovviamente il posto ideale vuol dire fare impianti sportivi che non solo per il calcio padova, anche per terzi, vuol dire fare campi di padova, fare foresteria. Non nulla contrario, anzi auspico che venga fatto. Ovviamente ha un costo importante, questo sono sicuro, e di conseguenza penso che stiano riflettendo anche per i prezzi sono aumentati, è un po' difficile. Infatti io ho consigliato anche come suggerimento personale di dire ma rivalutate Bresseo. Bresseo tra un anno più o meno scade la concessione che ha fatto il comune di Teolo, per cui ovviamente non è adatto oggi a impianti sotto l'aspetto professionale, però si può sistemare abbastanza velocemente. Io so che il presidente Alessandra Bianchi si è incontrato con il sindaco di Teolo, sta verificando, non ha definito nulla, però può essere un'iniziativa importante, almeno sotto l'aspetto operativo per loro, nel senso sono 7 campi da calcio, c'è una tribuna, c'è una palestra, per cui so che il sindaco è molto disponibile. No, ma l'ho anche scritto che ma io faccio il tifo per lui. Io credo invece andranno molto probabilmente a 90, pensi lei. Io sono d'accordo con lei che dovrebbero andare a Bresseo, che con pochi soldi rivaluterebbero, che poi anche su un posto meraviglioso. Detto questo, però la domanda mia è diversa: che impressione ha sulla cessione della società? Io penso che se lei non sa nulla, però ha una percezione. No, io penso che Orgugliano, io faccio il tifo perché Resti è un imprenditore serio, ha investito molti soldi, ha anche perso soldi. Io penso sia molto amareggiato che non risulta un risultato, però non so se ritorna il presidente Bonetto o qualsiasi altro, non conosco questi dettagli. Io oggi faccio il tifo perché Resti come imprenditore Orgugliano.
mi auguro, spero che resti. Dopo, se c'è qualche alternativa seria, l'ho detto lo stesso Joseph Roguglian, ha detto se qualcuno ha un progetto più interessante, ben venga. Lei sa che è nato tutto da lei questa storia, no? Da me. Che se tanti anni fa, quando era presidente del Padova, fosse rimasto, magari il Padova non sarebbe in questi 20 anni di agonia calcistica che sta passando. Non lo so, io ho fatto il mio Sto tempo. scherzando un po' per ricordarglielo, tempo, per farlo rendere in colpa. Beh, per me è stato un periodo bellissimo sotto l'aspetto importante, emozionante. Mi ricordo che erano 3 famiglie, non ero solo io, c'era mia cugina, mia Tofano e mia famiglia. È stato un investimento molto importante per quanto riguarda sia tempo che aspetto economico. Ho avuto delle soddisfazioni sull'aspetto risultati, abbiamo fatto un anno di C, 7 di B, 7, 8 e 8 e 2 di Serie A. Dopo è stato ceduto perché ricordo che come è successo a Uruguayan si perdono soldi, per cui è un hobby un po' costoso. Uruguayan ha perso tanti soldi. Però fatalità voi siete stato all'inverso, perché non avete capito, recepito che da quel momento, quando voi eravate in Serie A, il calcio cominciava a guadagnare in Serie A, se non era una società sperperona, cioè voglio dire. A me risulta che sono pochi che guadagnano al calcio, francamente. Sono persone brave, tipo Udinese, Pozzo, l'Atalanta ce ne sono. Sì, ce ne sono, ma la maggior parte, basta vedere i bilanci di tutte le società, sono disastri economici. Se sei qualcuno bravo, se la fa. No, certo, era così. A ogni modo non mi sa dire perso soldi. Novità per quanto riguarda la società. No, non conosco, io faccio il tifo per Guglian, che ne manca Alessandra Bianchi, dopo se il presidente Bonetto decide di acquistarlo con una cordata, ben venga, insomma, ha dimostrato che di saper fare, è stato promosso, dopo è retrocesso, per cui anche lui fosse sotto l'aspetto motivo. Vi garantisco che quando si lascia un'azienda, tra virgolette, come si fa male la sera, perché si è molto legati all'emotività della squadra. La squadra, la società non è del proprietario, è della comunità. E nonostante i critiche, nonostante tutto, in caso io ho un ricordo incredibile, positivo. Dopo, per carità, ci sono anche momenti negativi. Certo. Senta, Zaia sta preparando un'ordinanza ovviamente per centellinare l'acqua. È d'accordo? No, francamente la mia ordinanza c'è ancora. No, la regione sta facendo. La regione, ho detto Zaia. Ho capito male, scusa. Sì, sta preparando un'ordinanza, la situazione è veramente difficile, molto complicata. L'acqua è una risorsa, ovviamente non dico una vanità, è importantissima. Non stiamo parlando di acqua potabile, nel senso da noi l'acqua arriva da Villaverla, Vicenza, e anche lì le falde cominciano a abbassarsi, ma il problema è i fiumi interni, in piove e via dicendo, e sotto l'aspetto le colture, per cui gli agricoltori e tutta la parte frutta e verdura. È veramente una situazione difficilissima. Non piove, manca il 30-35% sulle falde, per cui ci aspettiamo una stagione estiva veramente difficile su tutti gli aspetti, perché in questa maniera aumentano le zanzare, aumentano i topi, diventa difficile sotto tutti gli aspetti. Per cui io capisco anche la regione sta cercando di mettere un rimedio a questo. Il medio nel senso non sprechiamo l'acqua. Diventa difficile perché vuol dire, anche se è vero quello che sento, quello che ho letto sui quotidiani, che vuol dire non dare più acqua ai tappeti erbosi piuttosto che le piante, diventa difficilissimo la faccenda. Vuol dire che muoiono piante, vuol dire che si secca tutto, però penso che bisogna ragionare in termini di prospettive in maniera importante, tipo desalinizzare mare. Come fa Israele? Dobbiamo trovare non piove, non c'è neve. Qualcuno, non è responsabilità di qualcuno, è il cambiamento climatico è importantissimo. Capiamo quanto. È responsabilità dell'uomo. Certamente, di tutti noi. Non si deve
Allora, bisogna pensare che bisogna risparmiare l'acqua, bisogna stare attenti, anche in tutti i sensi. I giovani sono più responsabili degli adulti, bisogna stare attenti e non buttare via risorse importantissime. Pensi che quest'anno avete fatto qui a Padova il bacino laminatore a Bruciagana e non piove, cioè una roba... È un bellissimo bacino sotto l'aspetto di laminazione, perché è grande, è enorme, deve essere fatto, perché io ho terrore quando su queste ci sta. A un certo punto improvvisamente viene uno sorso incredibile e mette in difficoltà tutti. Spero per cui bisogna interessarsi anche in questo senso. I bacini di eliminazione sono importanti, è giusto che ci siano, non sono utilizzati finora, per fortuna, però bisogna prepararsi per eventuali improvvisi acquazzone, perché diventa difficile. Senta, ma una domanda le faccio: se, come ha detto lei, per quanto riguarda l'acqua potabile non c'è per il momento... Però si sta abbassando. La domanda è: se prima di entrare in trasmissione mi diceva che bisogna che piova almeno un mese in maniera continuata per respirare un po', non per risolvere il problema, ma se non continua a piovere cala per forza anche quell'acqua lì? Sì. E quindi... per quello la Regione sta pensando a fare un'ordinanza. È veramente difficile. Questo è solo nel nord Italia, centro-sud non c'è questo problema oggi. Abbiamo questo problema e spero che si risolva in qualche maniera. Bisognerebbe che piovesse un mese in continuazione, in maniera morbida, tenue, per far sì che il faldo è impossibile praticamente. Non è previsto pioggia. Non è previsto pioggia, io non so il meteo cosa dice fra pochi giorni, però questa settimana sicuramente no, questa settimana no. Vabbè, staremo a vedere quello. Tra l'altro c'è un problema anche per l'inceneritore che deve raccogliere l'acqua dal piovero, diventa un per le turbine devono raffreddarsi con l'acqua del piovero. Diventa davvero un problema. Se non c'è acqua del piovero sufficiente, le turbine non si raffreddano, le pale delle turbine, e di conseguenza dobbiamo fermare l'inceneritore. Io spero che non capiti questo, per carità. L'anno scorso è mancato poco a fermare l'inceneritore. Per carità, poi i rifiuti vengono portati nelle varie destinazioni. Diventa davvero drammatica la situazione sotto questo punto di vista. Non ci facciamo mancare niente. Va bene, senta, le faccio domande un po' meno perché poi è un altro tema molto scottante. I bagni pubblici in città, visto che anche qualche commerciante sta pubblicizzando cose che io le avevo detto 7 anni fa, mi prendo il merito, perché da 7 anni quando è venuto qui gli avevo chiesto i bagni pubblici, se ben ricorda. Sì, è vero. La sovrintendenza ha autorizzato 5 bagni, anche dislocati in varie aree. Ciao, faccio le gare. Ci abbiamo messo un po' di tempo. Sono già definiti 5 bagni autopulenti automatici, ma vanno collegati a ovviamente le fognature. Non è cosa facile, è molto costoso tra parentesi, però sono già previsti, anche le zone sono già previste. Prima della fine del suo mandato li vedremo, dico. Ma non mi prendo, spero di sì. Vabbè, 4 anni vorrei fare. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.